La piccola Marta si reca dal fruttivendolo a comprare 25 mele per la sua torta di compleanno. Tanto grande la torta. Tanti putei. Ma 4 di esse sono marse. Quante mele restano? 21. E quanto dura Baigli? 21 mele. Ma come 21 mele? 21 minuti. 21 Guarda minuti. sto qua. Ma scusa, durerà 21 minuti. Baigli. Sigla! Perché pensavo che alla fine le mele e i baigli insieme stessero anche bene. Secondo no? me sì. Comunque arrivano sempre a fine pasto, come Bravo, i bagigi, gli arachidi arrivano bravo. a fine pasto. Invece qui nel nostro caso i baigli arrivano a inizio puntata Esatto, per introdurre questi 21 minuti di Leggerezza, di Bueade, chiacchiere. si dice Vabbè, in Veneto, io cercavo dei termini un po' più tecnici, un po' più... No, bueade va benissimo. Va benissimo, come va benissimo, termine. va benissimo. E forse non tutti sanno che ognuno di noi porta una rubrica che gli altri Bravo, non conoscono. La bravo. prima rubrica di oggi La porti tu. la porto io. Vai. E si intitola... Senti che bello, faccio il megafono, che senso il megafono? Vai col megafono. Pippo vs Germania! Oh no. Sì. Oh versus no. Germania. Sì, perché? praticamente ho avuto modo di Sfidare, competere sì. un po' con gli amici tedeschi ultimamente. Sono stato in campeggio in un sì, luogo è bellissimo che si chiama Lago di Ledro. Molto bello, bellissimo molto lago bello, di molto anzi bello. salutiamo il lago di Ledro. Ciao Lago di Ledro! Ma non è che si saluta il lago di Ledro, si solito, saluta gli ragazzi. abitanti del lago di Ledro. Anche i pesci volete? vabbè, Salutiamo salutiamo tutti. Allora, sapete che da qualche tempo ho una roulotte. Lo sappiamo Certo. lo sappiamo bene che hai una roulotte. Beh, No, cosa Gaetano, sto non tono? prendere in giro. No, non Pippo. prendo in giro, attenzione, che sia chiaro, non prendo in giro i possessori di una roulotte che bravo. stimo e rispetto, ma E prendo quindi- in giro Pippo e l'abbinata Pippo No, roulotte, ma anche- che per me non funziona proprio, Ma perché? però Ma perché? vabbè. Allora, te voglio fare subito una domanda Sì, in partenza. sì. Tu sei uno dei rulottisti, se si chiamano così, Sì. che ogni tanto si spostano a destra per far passare le macchine o quelli che Assolutamente tira dritto, sì. No, indifferenti di ciò che succede alle No, loro ragazzi, fai spalle? una coa che fa paura, ragazzi. Bisogna fermarsi in parte Bravo. sia in salita sia in discesa. Quindi amici perché col campo e con la roulotte è bellissimo, Però quel gesto che ogni Caveve, tanto insomma, fa. esatto. No, ma non è Caveve. Vedi perché Pippo e roulotte non vanno d'accordo? Perché c'è, neanche Ma no, quando sei ragazzi. a guida di una E roulotte. ogni tanto posso dire che sta bravissimo perché strade strettissime, messo a Bravo, cavalla, non è grande, facile. parcheggiare in mezzo con tutti i tedeschi là che te guardano. Vediamo se questo secondo perché qua- loro hanno il mover. Mover è un attrezzo che sì. con un telecomando fa muovere le roulotte E automaticamente. ora se buoni tutti così. Esiste sta roba? Che Esiste fico. sta roba, Sì, costa parecchio per Minuago chiaramente, quindi devo spostarla a mano con l'aiuto di qualche povero Ma Cristo. scusa, che ma si tu la trova. sposti con manovre della macchina? Il o- più possibile, dopo un certo punto, quando no, si tratta di andare di fino a metterla in piazzola, la Devi sposti spingerla. manualmente. Ma dai, che non cos'è, sapevo. Non maniglia sapevo. davanti, Io, maniglia. io ammetto le mie ignoranze in materia di roulotte. E qui È molto già bello. c'è il primo punto proprio che capisci per cui Pippo e la roulotte. No, ma è questione di allenamento, come tutte le cose. Circondato da tedeschi in circondato da campeggio. tedeschi, Cosa succede? quindi Cosa succede? la mia prima esperienza, no, ho tutta l'attrezzatura, no, da andare in campeggio Ecco, con l'orologio. ecco. Perché a capivo roulotte perché. messa da roba che bisogna avere l'attrezzatura Sì, giusta, se no esatto, che esatto. qualche problema. Si serve tanta roba taniche, teiro, ed è tutto tavoli. E il secondo giorno io ero usato da Brico a comprare roba che mancava. mi sembrano che- cose No, indispensabili da avere fantastico. prima. Volevo evitare di dire marche di persone che non ne paga, quindi Esatto. ero in un centro. Brico, siamo in tre, casomai. Non so se... Vabbè, comunque, passeggiando lungo i vialetti del campeggio, vedo tutte le altre roulotte e attrezzature dei tedeschi. E scatta il confronto. E scatta Scatta il proprio, confronto. confronto, proprio un senso di inferiorità incredibile. Perché loro sono molto più attrezzati in materia. Ma sono mi più penso anche preparati. che gli accessori dei tedeschi arriveranno in Italia nel 2040, cioè che robe dai, evolutissimi, dimmi, evolutissime, tipo. tende meravigliose, sempre pulite, anche dopo il temporale. Ieri era perfetti, sempre tutto in ordine, pulito, bello da vedere. Sembrava la pubblicità dello slogan "La vita selvaggia con ogni comfort". Ma Cioè, mi raccontavi che avevano anche le piante aromatiche in piante vaso. aromatiche Sì. in vaso. Che bello, che Le bello. piante, sì, per meraviglioso. grigliare, e avevano una griglia di quelle rotonde, sai che a No, marca. non diciamo la marca perché Non, sennò, non cioè, diciamo un Weber no. che non si può ma l'hai nominare. appena finito di Weber, dire. siamo in tre, Sì, siamo in sempre. tre. Magari da Brico vende anche Weber, così avevo prima. Esatto. Potrebbe essere. E allora il questo barbecue cosa aveva? Mega Weber con un accessorio con due ventilatori, probabilmente servivano per far
salire l'aria calda e cucinare, affumicare, che ne so. O portare via il fumo, chi o lo sa. portare via il fumo, o non per so. rinfrescare le gambe. Ma per rinfrescare, quello che cucinava. da scaldare il barbecue, questo da rinfrescare ma non so, ma dico io, ma Vabbè, cioè- quindi dopo aver fatto un viaggio nel campeggio ho godito proprio Germania 1, Pippo 0. Scusa, però tu come attenzione. eri accampato adesso, perché Su questo potremmo sorvolare tranquillamente. io voglio vedere Pippo in roulotte un giorno, guys, un giorno andremo a spiarlo. È bellissimo, è bellissimo. Vai. Ma cosa succede la sera col mio vicino tedesco a cena? E tira fuori i suoi mega tavoloni, poltrone loro da 200 euro. Si mette lì e estrae dalla roulotte un bussolotto di plastica. Una tanica. Contenente Vino bianco giallo, un po' giallino, posso dire. Caldo, chiaramente. Forse era tanica urina, di non è che era la plastica. tanica delle urine. No, quella è vino. è nascosta. Forse Quindi, era meglio quello da avere Esatto, il vin sì. bianco ma in cosa tanica. fa essendo caldo il vino? È È che mette dentro il giasso. No. Sì, e quindi posso dire Pippo 1, Germania 1. Perché tu cosa avevi? Io avevo il serprino dei colli euganei, fresco, tirato fuori dal frigorifero. Vedi l'italiano, con che vedi. soddisfazione ti dice questa cosa. Cioè, ragazzo, 1-1. sul maniare 1-1. arrivo dai, non te me puoi dire e niente. sul bene 1-1. arrivo 1-1. Ma il giorno successivo, Attenzione, La perché svolta. sento già in distanza. il giorno successivo, Aspetta che superiamo centrocampo, cosa succede? il giorno successivo il mio vicino tedesco di roulotte, non avendo il telecomando funzionante del mover, non riusciva più a scastrare il roulotte da là. No. E quindi oltre a chiedermi aiuto è venuto a chiedermi un attrezzo meccanico per mollare una parte E tu ce l'avevi? E io ce l'avevo e quindi Pippo 2, Germania 1. Si va a Berlino, Pippo! Si va a Berlino! Pippo, mi hai fatto capire che io non conosco tante cose del mondo della roulotte in questo Certo. caso, Sì. e hai vinto contro i tedeschi. Grazie. Uniamo le due cose. Sì. Riuscirai a vincere in questo test di cultura generale che ho No, preparato? ma scusa, ma perché Contro chi? preparate sempre dei giochi, dei test, delle robe così? Cioè, scusa, Vai, no. vai. Sta ora per andare in onda il gioco condotto da Marco di Marco e Pippo. Il megafono passa al sottoscritto e gli sfidanti diventano Pippo e l'ignorantello di Gaetano. Cioè, io Allora- sono sempre l'ignorantello. capito? Cioè, vabbè, Lo dicono i risultati, No, Gaetano. non è vero, perché in 2 occasioni ho vinto. Per cui, I risultati dicono che Certo, al momento stai certo. perdendo, ma Vabbè, dai, Pippo, vai. Pippo Sì. non si è mai esposto, cioè lui ha sempre creato i giochi, ma non Sono mai cimentato. non si è mai cementato, Mai come dicono cementato. quelli bravi. che Allora sarà anche io un motivo. Cioè, vabbè, vai. ho creato un gioco facile e veloce senza impegno, con uno scopo Vai. ludico, e ho proprio creato anche questa introduzione. Questo test permette di rispondere a domande di cultura generale e al contempo erudire la popolazione al fine di accrescere la ricchezza culturale della nazione. Io non avevo capito tanto. Neanche io. Beh, No, iniziamo però era bene. bello da dire. Forse la vinco questa. Vai. Vi farò delle domande, Sì, voi dovete sì. dirmi se sono vere o se sono false, e poi parleremo di di quel tema, perché Ok, così ok. ci erudiamo. Vai, vai, Vabbè. ciao. 50 e 50. Iniziamo. Iniziamo con il gioco. dai. Sì. Milla Sofia è una bellissima influencer 24enne di Helsinki, Finlandia, Sì, che sì, ha sì. conquistato l'internet. Yeah. Ha migliaia e migliaia di follower, ma in realtà non esiste. Vero o falso? Sì, vero. Perché ti sai Gaetano? Vabbè, ma io sono uno dei suoi follower. No, allora, bravissimi, avete 1-1. La modella Milla Sofia in realtà è creata dall'intelligenza sì. artificiale. No. Questa la Bellissima, sapevo. 24enne di Helsinki, Avevo capito, che bellissima, ma se non mette esiste. foto in bikini, Certo. lifestyle, moda, sono i temi delle sue foto, Sì. però in realtà non esiste. Non esiste. Forte. E E quanti ha- follower ha? Ma tipo 100 e rotti mila su TikTok. Tira 50. più! No. Tira più un'intelligenza artificiale, Artificiale che un carro di Allora, bull. avevo una domanda per voi. Sì. Guy e Pippo, avete mai avuto una ragazza virtuale? Sì, poi- Beh, dai. E dopo che ho scoperto che era Gaetano in realtà. Vi siete Sì, iscritti per anni e poi Sì, vi conoscevate sì. già. È così che ho Sì, conosciuto quello Gaetano. sì, ci stiamo Perché conoscendo se queste così. domande che secondo me Gaetano secondo Sì, me ce forse l'ha sì. avuta qualcuno. Ma una ragazza virtuale. virtuale, viva Dio. Sì, penso proprio di sì. Insomma, un Come po' tutti. pensi? Va bene, andiamo No, avanti un po' con tutti. No, aspetta, voglio approfondire sta roba. Andiamo avanti con la seconda domanda per non cadere Andiamo nel avanti, porno. Vai. Come? quali sono le ultime lettere di Jacopo Ortis? Is?
Bravo Pippo! Ma scusa, ma non mi ha Bravo! fatto neanche rispondere, bravo! Domanda trabocchetto, le ultime lettere di Jacopo Ortis sono IS. Ricordiamo cosa pensavo- saria Io queste pensavo lettere che di fosse Jacopo tipo, Ortis? ecco, ho fatto tutto. a le posto, ultime lettere di saluto. Jacopo Ortis, Sì. sapete tutti, io non serve che legga. È un No, romanzo non di serve Ugo- che legga perché stai leggendo. Perché lo stai leggendo? Ugo Foscolo. È un Poi romanzo l'ignorantello sono io. di Ugo Foscolo, parente certo. del più famoso chioggiotto Ugo Boscolo. Foscolo, certo. Considerato il primo romanzo epistolare della letteratura Cos'è un romanzo italiana. epistolare? Sono lettere, 67 lettere scritte e inviate da Jacopo Ortis all'amico Lorenzo Alderani. Oh, senti questa. Pare che tra l'altro una delle lettere che ha mandato a Mila Sofia ma non aveva mai risposto. Voi vi ricordate Sì. l'ultima lettera che avete scritto? Cioè, vi è mai capitato di scrivere una lettera a qualcuno? Sì, Proprio sì, a sì. mano, Sì? imbustare. Come no? Allora, ragazzi, io sono del 1974, per cui insomma. Certo, cioè, anno voglio in dire, cui io mi inventarono ricordo- i francobolli. Esatto, e non solo. 1900, scusami. Sì. E quindi io la lettera a mano l'ho scritta. Mi ricordo chi, a di chi? averne scritta L'ultima, una, l'ultima. ad esempio, una a una morosetta, diciamo così, di Londra, Ma dai. che avevo conosciuto a Jesolo nelle mie. Perché diciamo che tutte le esperienze estive con le ragazze le abbiamo avute nel periodo appunto delle vacanze, quindi Jesolo. Certo. E avevo scritto una lettera in risposta a una sua lettera. Poi non mi ha più risposto neanche. Forse Chissà perché, cosa che te- Forse perché non Esatto. ha capito. Perché io mi ricordo di aver tradotto la sua con grande difficoltà, per Esatto. cui già scriverla sarà. Vabbè. E tu, Pippo? Sì, tra l'altro anch'io ad una ragazza francese, era il 2000, lo ricordo ancora, e ci siamo scritti, per dopo mi sono stufato Certo. a scriversi certo, questa ragazzi. francese, fare a fatica, non che era Google Translate, ragazzi, dovevo tradurre col vocabolario. A me a un certo ecco. punto comincia a arrivarmi lettere da uno da Londra e da una francese, ma non so. Però almeno come ha risposto. Va bene, andiamo avanti con Sì. la Terza domanda. E quanto siamo? 1-1. Ma no, scusa, avevo vinta a me questa. No, quella di prima l'ho vinta io. Ah, Era ok, sì, ok. 1-1. Vabbè. Elettra Lamborghini si chiama così in onore del nonno che si è diplomato alla scuola Radio Elettra di Torino. Vero! No, falso. Vabbè, Vince Gaetano! Vabbè, dai, era Falso. per fare... Dai, allora, no, in realtà però c'è un aneddoto sul nome perché Che il è secondo simile. nome è Esatto. Elettra Lamborghini Miura. Lei si chiamerebbe Miura, Elettra Miura Lamborghini. Veramente? Sì, Sì. in onore Però della c'è Lamborghini Elettra Miura, Miura, che è una delle auto iconiche della Lamborghini. Ricordiamo Esatto. Gaetano ne ha possedute ben due. Beh, ben cioè, due. Certo, sì. sì, beh, D'altronde la sono famiglia ricco di famiglia, sì, certo, la famiglia di questa Gaetano cosa- come quella di Lamborghini è vero. ricca. Esatto. Ma non è vero. Io invece volevo salutare mia cugina Elisabetta Y10 Voi Che avete- viene da una famiglia un po' Bello, più bello. modesta. un po' più modesta. Bello. Voi avete mai guidato un'auto molto potente? Senti che domande, voglio conoscerli attraverso il test. Sì, Attenzione. sì, Cioè cosa? Beh, un Porsche Oh, Boxster. Beh, l'abbiamo in uno dei video che abbiamo registrato, è vero, è in vero. cui Bravo, facevo bravo. Pianeo, il parcheggiatore che arrivava al parcheggio. È vero. Ma del mie Pippo Geox. no, però vabbè, tu No, hai dato no, la posta. Tu infatti. Pippo? No, non ho mai guidato niente di più forte di una Simca 1000, per cui... Bello. Però ho guidato una roulotte, per cui amici faccio questo. possessori di auto potenti Sì. tipo Ferrari, tipo Lamborghini, tipo Sì. Porsche, Sì. scriveteci e invitateci. Siamo in tre! Vabbè. Siamo in tre, Ricordiamo esatto. sempre. In una Ferrari non che stiamo Ma forse. penso che Vabbè. qui non ne ha regà. Vai. Andiamo avanti. Con la prossima domanda. Vai. J.K. Rowling ha scritto sì. il suo capolavoro Harry Potter in un bar, vero o falso? Vero. No, non può essere vero, quanto già sta? 4 anni dentro un No, bar? però Io ho forse visto ha che scritto grosso la il libro. traccia, ha scritto probabilmente l'idea, l'ha scritta in un bar. Falso! Allora vince Gaetano, Mamma mia, vince ragazzi, Gaetano. mi sto stracciando, ma in realtà solo la Vabbè, maggior di- parte del primo Harry Potter è stata vabbè. scritta in un chiaro che caffè, sì. in un bar, si chiama Esatto. The Elephant House, un caffè... Secondo me quelli di Elephant House si è inventata sta roba. No, ci sono le foto, lei passava le sue giornate ma dai, lì, ragazzi. non aveva molte risorse economiche, passava in questo pub scozzese la maggior parte del tempo a scrivere il primo romanzo di Harry Potter. Certo. Noi Gran abbiamo parte. scritto gran parte dei nostri spettacoli dove? In un noto locale svedese. È vero? È vero, per cui alla fine, vero, cioè, è vero, è senza vero. dire dove, ma insomma. Però vero. pensavo che a fine i Veneti, Sì. quindi praticamente i Veneti, potrebbero essere tutti dei potenziali scrittori. Beh, certo. Con tutto il tempo che stiamo in bar. Assolutamente sì. È vero. Bene, allora andiamo avanti con L'ultima domanda per Dai, vedere se l'ultima. Gaetano Beh, vince o no. ho già stravinto. Sì, ma questa vale 3. Se poi fare il gol della bandiera. Questa vale 250.000 sterline per assomigliare a Barbie, ora vuole diventare Ken. Sì, vero.
Vero. Mi Vero. spero di no, ragazzi, però so che se sì. È verissimo. Vinci il gioco, Gaetano! No, Perché la Cioè, storia è vera. è verissima. L'influencer inglese ha Sì. subito decine di interventi chirurgici per modificare il suo aspetto in quello della famosa bambola, ma dopo, ora vuole adesso- tornare a essere un uomo. Certo. Adesso- Sentivo che mi mancava qualcosa. Ecco, mi voglio ricordare che a che manca comunque qualcosa. Quindi sta pure Barbie. Se è vero che se senza sta serena. E ti ho battuto. Stavolta sì, Gaetano. Quindi stai scalando la classifica, Gaetano. Ti sei spostata dalla posizione di ignorantello passando il testimone a Pippo. no? Grazie. Non è una grande soddisfazione, però insomma... Cioè, Guarda che Pippo di solito li fa i giochi, non partecipa. Che sarà un motivo. E oggi no? abbiamo scoperto. Bravo. E oggi Esatto, abbiamo scoperto. esatto. Comunque è giusto, è bello anche così, no? Perché così non potremo parlare soltanto dei tedeschi, del calcio, No, certo, insomma, certo. si parliamo anche di altre Sì, cose. però infatti intanto sottolineo che ho vinto contro i tedeschi, 1 e 2 che comunque quando parli di Italia-Germania vengono in mente sempre grandi avvenimenti sportivi. Sì. E noi qui oggi abbiamo un grande maestro che come racconta lui la storia dei grandi sportivi non la racconta nessuno. Ma stiamo parlando per caso del maestro Alberigo Fuffa. Eccolo. Grazie. Maestro, buongiorno. Ma Il scusa, calcio... anche gli applausi te tronchi adesso, non so, non è possibile. Scusi maestro. Grazie. Oh, vabbè. Il calcio è uno sport meraviglioso. Gli inglesi lo chiamano soccer. Pensate che è uno sport antichissimo che fonda le sue radici già nel terzo millennio avanti Cristo. non sapevo. Infatti in una grotta degli antichi Sumeri è stato ritrovato un graffito che raffigura delle persone intente a calciare un pallone. Ma dai. Wow. Sotto di essi, a caratteri cuneiformi, c'è la scritta che ci ricorda che la promozione di poltrone sofà termina domenica. Ma scusa, ma nel terzo millennio, esatto. Sì. È lunga questa promozione. Il Veneto è pieno di imprese epiche, di storie incredibili, soprattutto di grandi campioni che hanno scavato nella nostra mente ricordi indelebili. Certo. O come dicono gli inglesi, uniposca. Ma dai, se dici un'iposca... Ma non credo si dica uniposca. Molti di voi, ad esempio, conosceranno le vicende di Karl-Heinz Formicolio. Come no? Il più grande Come no? portiere veneto di tutti i tempi. No, non l'ho mai sentito, maestro. E di quella partita in cui tentò di parare inutilmente 38 rigori, insomma. oltretutto da lui stessi procurati. No, Per scappò, scusa. Sfortuna, Simona forse. Scusa. Un portiere eccezionale, però penalizzato dal fatto che non aveva ben capito la regola semplicissima che gli permetteva di prendere il pallone con le mani. Beh, scusa. Ma le regole del calcio sono difficili. Poi se 10 non lo fanno perché io devo fare- sì. Ma il giusto, calcio è giusto. uno sport bastardo, gli inglesi dicono it's cankerous. Kangaroo, Non certo. credo. E come non citare ad esempio il terzino per eccellenza, l'ex meccanico di origine uruguage, Fulvio Camisetta Onta. E di quell'indimenticabile gol segnato da 60 metri in rovesciata Però. nella sua porta. No, ma era Biocca che spiega qualcosa. Un questo. gesto tecnico perfetto. Gli inglesi dicono un gesto tecnico perfetto. Sì. Hai Ma fatto un corso, però forse. dal fatto di non aver capito che doveva segnare in una delle due porte, ma quella dell'avversario. Certo. Non sai che gli anni in squadra con Formicolio magari, Bravo, forse. bravo. Sì. Facevano Squadrone, una coppia straordinaria. Oli e straordinaria. Benji. Nulla di tutto ciò però è minimamente paragonabile alla storia di Wilson Speranza. Come no? Wilson Speranza, il più grande medico sportivo di tutti i tempi. Sì. Sentiamo la storia. Nasce maestro. nel 1971 o forse nel 1972 o addirittura nel 1979. Uno preciso. Sono fia diversi. Wilson Speranza nasce in una situazione di profonda incertezza. Ecco, sì. Il padre è sicuro, la madre è in forse. Come si fa? Ai Come tempi sarà il succedeva, contrario. ai tempi succedeva. Ma ai tempi sono nato 1079. Per sicurezza, per sicurezza Cosa, ma? viene cresciuto dal nonno Amedeo Speranza, che è un noto cuoco della provincia di Verona. Ok. È un cuoco davvero stimato, in paesi lo conoscono tutti, lo Sì. chiamano Amedeo da mangiare. Cosa? Che bueata fuffa questa. Sotto le amorevoli cure del nonno, Wilson Speranza cresce velocemente. All'età di 10 anni, pensate, in forma perfetta. 1 metro per 1 metro per 1 metro. Sei un Sì, che cubo. cagata da mangiare, scusa, Sei un Amedeo. cubo. Con un fisico così puoi fare tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Ma lui decide di studiare medicina sportiva. Studia per 10 anni ininterrottamente. Bravo. Ma non basta per superare l'esame di abilitazione. No, ma scusa, ma No, è difficile, è un esame difficile. Allora sì, lui ho non capito, si ma- perde d'animo, continua ad applicarsi giorno e notte, soprattutto la notte. Ma nonostante l'aiuto di una vicina di casa, Rebecca Vacca, con la quale ogni sera gioca, studia le
manovre alla dottoressa Lamalato, ecco, ancora non basta. Non indaghiamo oltre, infatti. maestro. No, sembra una maledizione. Insomma. Decide addirittura di chiedere un voto alla Madonna. Ci sta. E anche la Madonna gli dà un 4,5. No, ma neanche- proprio, cioè, proprio non gli ha non fatto. ci siamo. Ma come? Fino a quando il medico del paese non gli consegna uno strumento eccezionale per lo studio. Attenzione. L'allegro chirurgo. Mitico, mitico. E questa- 12 e anni questa- ad esercitarsi, ad estrarre il crampo dello scrittore, l'osso del desiderio, l'acqua alla gola. Danno finalmente gli sperati frutti. Grande. E così finalmente riceve l'abilitazione. Bravo. Il sogno di diventare un medico sportivo è coronato. Grande. Come avrebbe detto Winston Churchill, era ora. Certo, certo. Aveva un influsso veneto. Leggermente. Il suo talento cristallino, come dicono gli inglesi, ting, Non credo, viene subito notato dall'Olimpo del calcio, più precisamente dall'Atletico Pozzoleone. Come squadron. La domenica successiva è già in panchina nel big match contro l'All Star Pegolotte. Squadron anche questo. Vabbè, Fantastico. grande Comunque si partita. inizia, no? Grande partita. Al 23esimo minuto di gioco Zlatan Camuffo, il centravanti dell'Atletico Pozzoleone, si ferma per un crampo. Ahia. Wilson Speranza è carichissimo, interviene immediatamente, corre verso il giocatore, Sì. senza anestesia lo opera a cuore aperto alla ricerca del crampo dello scrittore, Ma dell'osso del com'è? desiderio, dell'acqua no. alla gola. L'allegro No, chirurgo. Senza però trovare nulla. Ma scusa. Inspiegabilmente. Cosa? Poretto. Ma un crampo. Quella fu l'ultima partita per Zlatan Camuffo. Ma vabbè, poveretto. Sì. E anche per Wilson Speranza, che da quel giorno non sarà più un medico sportivo. Ma chissà perché. Senza un perché, Senza senza un perché, senza un perché. Gli inglesi direbbero, fate anche una domanda. ma però infatti, Certo, date anche una risposta in questo caso. Ma Wilson Speranza imparò una lezione importante, che quando estrai gli organi sbagliati, il corpo umano non fa. Scusa, ma no, ma certo. Questa era la storia sfortunata Ma di come? Wilson Sfortunata. Speranza, che ricorderemo per sempre col soprannome de Limatonio. Sì. Grazie al maestro Fuffa. Altro Grandissimo applauso maestro. per il maestro Fuffa. E che si Wilson interrompe. Ma no. Ma perché li devi sfumare sempre così? Cioè, famo che è un corso di sfumatura. Esatto. Però non so come si sfuma, ma so quando è il momento di Sì. concludere Bailly. Ed Come è si esattamente questo. Sì. Al termine dei 21 minuti finisce una nuova puntata di Bailly, ma ce ne sarà un'altra fra certo. poco, quindi continuate ad ascoltarci. E come sempre, ciao da Marco. Pippo. Gae. Ciao. Bailli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!